Condizionata per femmine di 4 anni sul miglio in 8 dietro l'autostart, 1 Philly Horse, 2 Frozen Alan, 3 Flame AD, 4 Flaura, 5 Fly to the Moon F, 6 Fantasy Mark, seconda linea, 7 Franchina Baldo, 8 Franca Daghi. Favori che si contendono Frozen Alan e Flame AD. Sbagliano subito Philly Horse e Frozen Alan. Si lancia in avanti Flame AD mentre sbaglia anche Flaura, quindi serie di rotture. Numero E ne 4, approfitta Flaura, Fly to the squalificato. Moon per andare in seconda posizione davanti a Fantasy Mark. Poi dovrebbe essere Franca Daghi. E intanto i 200 in 14,9 con diversi concorrenti già in rottura, provvede subito a rallentare il ritmo di gara Flame AD che percorre i primi 400 in 30,8, seconda posizione per Fly to the Moon F, poi in terza l'errore anche di Fantasy Mark. Numero 6, Fantasy Mark, squalificato. Praticamente hanno rotto a metà dei concorrenti. Vedete anche Fly to the Moon F, deve essere tranquillizzato, che in scia alla battistrada, che ha cercato di fermare ancora 1, 3 e 2 il passaggio al mezzo miglio. In terza posizione lungo la corda filtra così Franchina Baldo, mentre all'esterno provano a muovere Franca Daghi e il rimesso Frozen Alan. Tanto 1 chilometro in 1:18,7 di tutto comodo per Flame AD che ora cerca di ripartire. In seconda posizione c'è sempre Fly to the Moon F davanti a Franchina Baldo, i cavalli all'esterno con Franca Daghi che cerca di portarsi su Flame AD a metà della curva conclusiva. I primi tre si distaccano con Flame AD che ora ha sparato un parziale violento, 14,6 e imbocca nettamente in testa la retta d'arrivo. Flame AD con Fly to the Moon F che prova a spostare, anche Franca Daghi ci prova, un po' in difficoltà Flame AD ma salva ancora bene la vittoria su Fly to the Moon F. Al terzo finisce Franca Daghi, 1,16,4 il ragguaglio conclusivo, 29,6 a chiudere comunque per chi vince, vale a dire Flame AD che in percorso di testa porta a casa la vittoria per conto di Cristian Rossi, del signor Simone Tenchini. E vediamo le battute conclusive. Guadagna terreno Fly to the Moon F arrivando quasi ad un'incolatura dall'avversario, ma si salva ancora bene comunque Flame AD, mentre al terzo posto, confermando i recenti progressi, Franca Daghi.